luogo comune. Perché luogo comune e non Jacopo? Il luogo comune è un illustratore e un mural artist, uno street artist. Mi chiamo Jacopo, ma ho scelto di utilizzare uno pseudonimo perché parte della mia pratica artistica, oltre ad essere legata al mondo dell'editoria e ai libri per l'infanzia, è legata molto anche alla street art, ed è proprio da lì che vengo. Ho iniziato facendo i graffiti, e nel mondo dei graffiti è buona cosa utilizzare uno pseudonimo, e quindi ho scelto di continuare ad utilizzarlo anche per tutto quello che riguarda il mondo dell'editoria. Mi è venuta voglia di disegnare i muri perché ero venuto a conoscenza un pochino di tutto quello che riguardava il mondo del writing e che mi affascinava incredibilmente la possibilità di fare un disegno su un muro che potesse essere visto da tante persone e aumentare la superficie del disegno. Sono sempre stato appassionato di disegno sulla carta, ma questa possibilità di espansione su un muro era incredibilmente affascinante, e oltretutto realizzata non con dei pennarelli, le matite colorate o gli acquerelli, ma con le bombolette spray. Ricordo che vedevo questi disegni sui muri, su un muro vicino a casa dei miei nonni, quando andavo a trovarli, andavo a pranzo da loro e rimanevo ipnotizzato tutto il pomeriggio, addirittura a copiare le scritte di cui non riuscivo talvolta a capire il significato. Che differenza c'è tra un'illustrazione per un libro e un muro? Dal punto di vista progettuale per me non c'è molta differenza, nel senso che entrambe vogliono raccontare una storia attraverso le immagini. Le illustrazioni per un libro lo fanno attraverso tante immagini che si susseguono pagina dopo pagina, mentre un disegno su un muro racchiude al suo interno tanti elementi, tante simbologie che, lette tutte insieme, raccontano appunto una storia. Sicuramente l'unica differenza è la differenza di tempo speso a disegnare in studio piuttosto che le ore spese a dipingere su una grande parete, ma dal mio punto di vista, in fin dei conti, non c'è così tanta differenza. Tieni il vento in tasca racconta della vera storia di Annie Kopczowski, un'immigrata lituana negli Stati Uniti nel 1894, che per una scommessa decide di compiere il primo viaggio del mondo in bicicletta. E infatti questa storia è incredibile, racconta tutte le sue avventure, una storia che ricalca per certi versi il Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, e che però invece, a differenza della fiction di Jules Verne, invece questo è accaduto realmente. Un aspetto interessante di questo libro e un po' di questa storia è innanzitutto che è stata una figura che è riuscita a rompere nel 1894 alcuni stereotipi di genere, essendo la prima donna che ha fatto questa scelta di lasciare famiglia e figli a casa e di intraprendere questo incredibile viaggio. E queste pagine ne raccontano proprio tutte le vicissitudini, da quelle più positive a quelle negative, in quanto è stata anche temporaneamente incarcerata, insomma ne ha passate di tutti i colori, per poi riuscire a vincere questa scommessa e tornare a casa vincitrice e con tanti chilometri pedalati in giro per il mondo. Per questo 2025 i progetti si stanno già accumulando rapidamente. Sto lavorando a 2 libri nuovi, anzi 3, e diciamo che un libro che mi piacerebbe realizzare è un libro legato allo spazio, alle astronavi e a tutto quello che è il cosmo al di fuori dell'orbita terrestre, ma forse uno di questi 3 libri già racconterà di questa cosa. E rispetto a un luogo in cui vorrei andare a disegnare, in realtà non c'è un luogo preciso, perché ogni volta che mi viene richiesto di andare a dipingere in un determinato posto, in un luogo dove non sono mai stato, in realtà ogni volta mi affeziono a quel posto, scopro qualcosa di cui non conoscevo e torno a casa molto arricchito dall'esperienza. Quindi ogni luogo
in sé ha qualcosa da raccontare e ha qualcosa che ci può arricchire, quindi sono molto curioso di sapere dove i muri mi porteranno e con che cosa poi tornerò a casa una volta terminati quei lavori.